Edin Dzeko non ha ancora recuperato del tutto dall'influenza che lo ha colpito in settimana e, salvo sorprese dell'ultimo momento, non sarà in campo dal primo minuto nella gara contro l'Inter. Il bosniaco è partito per Milano insieme alla squadra, la febbre è scesa ma non passata del tutto. Possibile una sua presenza in panchina a San Siro, con l'ipotesi di giocare massimo 20-30 minuti in caso di necessità. Fonseca potrebbe dunque puntare su Nicolò Zaniolo come falso 9. Il giovane giallorosso, al rientro dopo la squalifica, è più che mai carico e pronto a sfidare la sua ex squadra. A giugno Massimiliano Allegri tornerà in panchina. A dirlo è lo stesso ex allenatore della Juventus intervistato da ESPN FC. Torno a giugno, non so se si possa chiamare o meno anno sabbatico, racconta, ma Giovanni Branchini e io siamo arrivati subito a questa decisione. Una volta finito il rapporto con la Juve, la scelta è stata di rimanere un anno fuori. Per Allegri la prima pausa dal calcio dopo 34 anni, tra campo e panchina, se si esclude il breve periodo intercorso tra l'esonero al Milan e l'approdo alla Juventus. Il suo nome è stato accostato a Arsenal, Bayern Monaco e Manchester United, e forse lui un indizio lo dà dicendo «Sto prendendo lezioni di inglese a Milano». Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, è convinto, ai merengues serve Paul Pogba. Per il quotidiano spagnolo Marca, il tecnico francese sarebbe un grande estimatore del centrocampista del Manchester United e lo vorrebbe per sistemare il centrocampo dei Blancos già a gennaio o al più tardi a giugno 2020. Ma il polpo non è l'unico obiettivo del club spagnolo. Secondo la testata iberica, infatti, il Real starebbe tenendo d'occhio anche Van de Beek dell'Ajax, per cui era già stata intavolata una trattativa la scorsa estate poi mai conclusa, Fabian Ruiz del Napoli ed Eriksen del Tottenham. Gabigol, eroe del Flamengo nella finale di Coppa Libertadores, ma ancora di proprietà dell'Inter, è entrato nel mirino dell'Atletico Madrid. Secondo la rivista spagnola Don Balón, i colchoneros sono alla ricerca di un attaccante e dopo aver sondato il terreno per Piontek del Milan e Belotti del Torino, avrebbero ora virato sul centravanti brasiliano. Il prestito di Gabigol scade a fine anno e da gennaio dovrebbe rientrare da Piano Gentile, ma Antonio Conte non sembra interessato ad averlo in rosa, potendo contare su Lautaro Martinez e Lukaku. L'Atletico Madrid resta alla finestra, con l'Inter che avrebbe già fissato il prezzo di partenza, 35 milioni di euro.